E ora andiamo insieme a scoprire quali libri ha scovato per noi Silvia Mazzetti. Mi puoi cercare Dicembre, un mese crudele di George Elizabeth? Sì, subito. Grazie. Il primo libro di cui parliamo quest'oggi è quello del mio autore preferito, Carlos Ruiz Zafón, che torna dopo i successi mondiali del Gioco dell'Angelo, Il Principe della Nebbia, L'Ombra del Vento e Marina, con questo intitolato Il Palazzo della Mezzanotte. Stavolta Zafón non ambienta la sua storia nella sua amata Barcellona, bensì siamo a Calcutta, nel 1916, quando su una locomotiva scoppia un incendio che causerà la morte di molti passeggeri. Quella stessa notte un tenente inglese giovane sacrifica la propria vita per salvare quella di due gemellini, i cui destini però verranno tragicamente separati. Solo 16 anni dopo, Ben, il gemello maschio, scopre di avere una sorella. Con l'aiuto dei suoi amici orfani cercherà di ricostruire la verità, la storia sulla sua vita e quella di sua sorella. Insomma, per ricostruire tassello dopo tassello il mosaico della loro vita. Questo è Il Palazzo della Mezzanotte di Carlos Ruiz Zafón. Vauro Senesi, il famoso vignettista che ha partecipato spesso ad Anno Zero, torna con questo nuovo romanzo intitolato La scatola dei calzini perduti. Madut è il protagonista che vive in Sudan insieme ai suoi genitori che sono dei pastori. Per sfuggire alla guerra deciderà di andare a Roma, dove troverà impiego in una lavanderia. Il suo ruolo è quello di riporre i calzini dimenticati dai vari clienti in una scatola. Il titolo scelto dall'autore non è casuale, perché i calzini ricoprono i nostri piedi, perché i piedi fanno un cammino, come quello che Madut fa dal Sudan a Roma, il cammino per cambiare la sua vita. Questa è La scatola dei calzini perduti di Vauro Senesi. Ecco il libro che cercavi. La storia è ambientata in un piccolo villaggio nel Lancashire, dove il vicario Robin Sage muore avvelenato dopo aver cenato a casa di un'amica. Nello stesso periodo e nello stesso villaggio si trovano in vacanza due personaggi che sono già comparsi in altri romanzi di George Elizabeth, Simon St. James e la moglie Deborah, che avevano conosciuto casualmente il vicario a Londra tempo prima. Loro non credono alla morte accidentale del vicario Robin Sage e quindi cercheranno di far luce sulla vicenda. Questo è Dicembre, un mese crudele di George Elizabeth. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi aspettiamo la prossima settimana, sempre su questa rete, alla stessa ora, per raccontarvi nuove esperienze e la nuova offerta formativa dell'Università Cattolica. Grazie per essere stati con noi.